È stato un momento particolarmente bello, devo dire, perché questa staffetta voluta con forza dalla Democrazia Cristiana, ma ci tengono a dire che non ha più il carattere partitico ma quello politico, e noi quindi con grande gioia abbiamo accolto questa iniziativa, perché la staffetta proviene da Palma di Montechiaro, oggi Tappanaro, e per dare il testimone alla vicina Campobello di Licata. Siamo particolarmente contenti perché questa giornata viene dedicata al nostro maresciallo Vaccaro, medaglia d'oro, ricordiamo, e tra l'altro l'eccidio di Giaculli è stato celebrato il 60° appena 2 giorni fa, e quindi particolarmente lieti di dare questo lustro a un nostro concittadino che malgrado lui è un eroe riconosciuto. Oggi si è svolta qui a Annaro la staffetta della legalità, iniziativa che abbiamo portato avanti con Pietro Bennici, il responsabile del Dipartimento dello Sport provinciale. È partita da Canicattì, si è spostata a Favara, Raffadali, San Biagio Patani, Alessandria della Rocca, Aragona, Palma di Montechiaro, e oggi siamo qui a Annaro. Si sposterà prossimamente, quindi oggi prende la staffetta Campobello di Licata, Ravanusa, Castrofilippo e così via per tutti i comuni della provincia. L'iniziativa vuole ricordare le vittime della mafia, vuole ricordare i nostri territori, le persone che sono state vittime della mafia, che hanno dato la loro vita al servizio dello Stato o erroneamente si sono trovati al posto sbagliato nel momento sbagliato. La staffetta della legalità nasce per raccontare i nostri territori. Nel 2025 saremo la capitale italiana della cultura. Ho creato la staffetta della legalità perché chi verrà a visitare i nostri territori deve sapere il prezzo che abbiamo dovuto pagare. La staffetta è partita da Canicattì ricordando Antonino Saetta e Stefano Saetta, il giudice Rosario Di Patino. Oggi siamo all'8° comune e lo scopo è quello di unirci al di là del colore politico per cercare di ribellarci alla malattia che purtroppo da diversi anni colpisce la nostra meravigliosa terra, e attraverso questa iniziativa vogliamo valorizzare il nostro territorio, ma soprattutto vogliamo dire che siamo pronti a scendere in campo per cercare di rinnegare qualsiasi forma mafiosa. Come giovane della Democrazia Cristiana di Naro, ovvero un movimento che è in forte fermento e che stiamo cercando di costruire, oggi abbiamo partecipato alla staffetta legalità promossa dalla Democrazia Cristiana di Naro. Un plauso va a Giuseppe Cibella, il nostro commissario cittadino, a Pietro Bennici, il responsabile allo sport per la provincia di Agrigento, che ha organizzato e creato la staffetta della legalità, e ad Antonietta Vita. Noi siamo del parere che, uniti nella forza della legalità, possiamo sconfiggere un cancro che ha attanagliato per anni le nostre terre. Oggi abbiamo voluto ricordare la figura del nostro concittadino, il maresciallo Calogero Vaccaro, e abbiamo consegnato al vice sindaco di Campobello di Licata un cartello raffigurante il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Io inoltre voglio ricordare la figura di un altro nostro concittadino narese, il sindaco Pino Camilleri, anch'esso morto per mano della mafia. La legalità deve prosperare e la cultura civile e civica deve far sì che possa essere impartita alle generazioni più giovani, partendo anche dalla scuola.